Una vera bomba ha appena scosso Napoli questa sera e ha lasciato tutti i tifosi del nostro amato Napoli in massima allerta. Siamo tornati con un nuovo aggiornamento speciale sul Club del Cuore, portandovi come sempre le informazioni più fresche e rilevanti direttamente dai retroscena. Il nostro impegno è quello di tenervi informati su tutto ciò che può cambiare il futuro della squadra. Quindi approfittane per lasciare un like al video e iscriverti al canale, perché stanno arrivando tante novità. Il nome di Mattia Zaccagni è tornato a circolare nell'ambiente partenopeo, riaccendendo una vecchia fiamma di mercato. L'attaccante della Lazio è da tempo un giocatore molto ammirato dal Napoli, sia per le sue qualità tecniche che per la sua mentalità competitiva. Non è un caso che il club abbia provato ad avvicinarlo più di una volta, prima durante la scorsa estate, quando la dirigenza valutava alternative alla possibile partenza di Kvaratskhelia. E di nuovo nell'ultima finestra di mercato, quando Giovanni Manna lo aveva inserito nella lista delle priorità. Tuttavia, nonostante l'interesse costante, l'affare non è mai decollato. E ora, lo stesso agente del giocatore, Mario Giuffredi, è intervenuto pubblicamente per chiarire la situazione e rivelare il futuro di Zaccagni. In un'intervista rilasciata questa settimana, ha dichiarato con chiarezza che l'atleta è completamente impegnato nel progetto della Lazio e non ha alcuna intenzione di lasciare il club a breve. Vedo il ritorno di Maurizio Sarri come qualcosa di estremamente positivo. È un vero maestro di calcio, conosce l'ambiente laziale come pochi e ha già dimostrato tutta la sua competenza. Con lui, la squadra può ritrovare equilibrio e crescere di nuovo, ha affermato l'agente. Giuffredi ha anche sottolineato che, nonostante il blocco dei trasferimenti che limita i movimenti della Lazio, Zaccagni è determinato a restare, convinto di poter contribuire ancora di più al successo del club romano. L'agente ha voluto ribadire il legame emotivo e professionale tra Zaccagni e la Lazio, ha fatto una scelta di vita. Vuole essere capitano della Lazio per il maggior numero di anni possibile. Ha un contratto lungo, indossa la maglia con orgoglio e crede profondamente nel progetto. È arrivato in nazionale, ha giocato la Champions League e lotta per grandi obiettivi. È felice e non vuole cambiare nulla. Queste parole sembrano chiudere, almeno per ora, qualsiasi possibilità di un ritorno del Napoli alla trattativa. Tuttavia, l'interesse della dirigenza azzurra mostra quanto il club resti attento al mercato interno, cercando giocatori italiani con profilo tecnico e carattere forte, qualità che Conte considera fondamentali per il suo gruppo. E adesso, tifoso del Napoli, cosa ne pensi di questa decisione? Il club dovrebbe continuare a insistere su Zaccagni in futuro o è il momento di puntare su nuovi nomi per rinforzare l'attacco? Lascia la tua opinione nei commenti e manda un bel super thanks per sostenere sempre di più la nostra comunità di appassionati azzurri.